E allora, calcio, solidarietà e anche forse non a caso uno splendido sole scalda il Circillai di Barissardo per questa 7ª edizione del Memorial Miki Ibba. L'applauso arriva dagli oltre 300 dei Circillai. Roberto Ibba, intanto questa è la grande soddisfazione. Tanta gente dalla mattina. Sì, grazie a tutti, buonasera. È una grandissima soddisfazione vedere un sacco di gente per il Memorial di Miki, 7ª edizione. Oggi abbiamo l'onore di avere tra noi la nazionale italiana, la mitica, ragazzi guariti dalla leucemia, gli amici di Miki e gli ex rossoblù che tra breve arriveranno. È una giornata di sport e solidarietà, sensibilizzazione per le donazioni degli organi, del sangue e per dare una mano d'aiuto a tutti quelli che soffrono. Tutto questo si fa con lo scopo di regalare poi un sorriso domani ai bambini del microcitemico ricoverati che hanno bisogno di una visita, di un po' di conforto e di un sorriso. I ragazzi della nazionale sono qui per questo, grazie a Giacomo Terranova che è il capitano portavoce della nazionale e grazie a tutti voi che avete partecipato. So che qualcuno probabilmente non ha capito qual era lo scopo di questa giornata di sport, quindi ha confuso un po' le cose, ma ripeto, quando si fa solidarietà non bisogna star lì a sottilizzare troppo se qualcosa non va bene. Grazie. Allora, intanto tu hai voluto dire tutto subito, in realtà ci sono tanti temi. Chiedo al nostro Andrea Farris di andare già a indugiare sulle due squadre in campo, triangolare intanto, perché di calcio si tratta. Saranno 3 tempi da 45 minuti in campo, come hai detto, la mitica, la nazionale dei ragazzi guariti dalla leucemia, ma non solo, perché al suo interno ci sono anche i volontari e ci sono coloro che sono solo e soltanto donatori. Questo è un altro messaggio molto chiaro. Ci sono i volontari, ci sono i donatori e ci sono i ragazzi che sono guariti dalla leucemia, che hanno sconfitto, come dicono loro, la bestia. Fortunatamente questi ragazzi ci sono riusciti, ce l'hanno fatta e vengono a manifestare la loro forza. Qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta, non c'è riuscito e giochiamo anche per loro. Questo triangolare, tra l'altro, mi preme ricordare che è dedicato anche a un carissimo amico che ci ha lasciato proprio a causa della leucemia, Claudio Deiana, che è stato l'arbitro dell'ultimo Memorial del 2019 di Miki. Quindi un grande applauso anche all'amico Claudio che ora ci guarda da lassù. Torno ovviamente, l'applauso ovviamente al quale ci uniamo tutti, torno sulla nazionale, lo stemma è il leoncino, una nazionale che nasce nel 2002, attenzione perché in porta c'è Alberto Zenga, fratello del più noto Walter, diciamo a volare tra un palo e l'altro. Ci sono però anche le stelle del Cagliari Calcio. Ci sono anche le stelle del Cagliari Calcio che saranno qui tra una mezz'oretta circa, perché loro giocheranno la seconda partita, quindi avremo i vari Coparoni, Quagliozzi, Bellini. Piras è dovuto andare via per problemi improvvisi, ma ci sono tanti altri da festa, Pugello, insomma è una bellissima serata di sport, di festa e forza Miki. Che si concluderà con la cena finale, così come c'è stato il pranzo per tutti, con la lotteria, con ricchi premi in palio per chiudere questo 2022 che a Barissardo ha un sapore particolare perché siete a 2 punti dalla vetta. Sì, anche quest'anno stiamo facendo un ottimo campionato, l'anno scorso abbiamo vinto, quest'anno siamo in un campionato superiore, la promozione, e stiamo facendo la nostra bella figura anche quest'anno. Siamo a 2 punti dall'Arborea, quindi un 2022 diciamo di gioie. Chiudiamo con l'inno di Miki che è stato, lascio dire a te, è stato scritto e cantato da Antonio Pani, un mio carissimo amico d'infanzia, che dopo la morte di Miki gli ha voluto dedicare questo inno, questa canzone, e invito tutti a fare un grande applauso anche a Antonio, che è venuto da Cagliari, da Quartu, apposta per cantarlo dal vivo. E allora direi abbiamo detto tutti sulle note di Antonio Pani, l'inno, ovviamente arriva anche il microfono per la parte tecnica in diretta e poi qua per raccontarvi la 7ª edizione del Memorial Miki Ibba. A più tardi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Allora
Allora, siamo tornati in diretta dallo Stadio Comunale Circillai di Barisardo, come detto, settima edizione del Memorial Miki Ibra. Lo vedete in campo, ci sono due delle tre formazioni che saranno protagoniste di questo lungo triangolare al termine del quale poi ci saranno anche le fasi finali del torneo dedicato alle categorie esordienti e pulcini che si sono svolte questa mattina. Tante rappresentative, ovviamente anche i colori del Cagliari Calcio qua protagonisti su questo campo. Bella questa immagine di rito. Alla nostra sinistra, la nostra e vostra sinistra sullo smartphone, la formazione a righe verticali bianche e azzurre, gli amici di Miki, spicca Luca Congio, anche dirigente storico del Barisardo Calcio. Vado a citare anche i nomi di coloro che giocheranno questa sfida senza dare tanta importanza a quello che è il numero di maglia. Ci saranno comunque Murru, Fois, Cannas, Forma, Congiu, Sulis, Sirigu, Lombardo, Ciarolu, Mammia, Loi, Sollai, Pedì, Umereus, Savoca, Melis e Vogatore. Questa è la formazione, come detto, degli amici di Miki, in attesa poi di vedere scendere in campo anche la formazione invece delle vecchie glorie del Cagliari Calcio. Dall'altra parte lo vedete con la maglia bianca, la mitica, il leoncino che rappresenta un po' l'emblema di forza e di vigore nella lotta alla malattia della leucemia, la nazionale italiana di ragazzi guariti dalla leucemia. Appunto, come abbiamo detto in apertura, sono presenti non soltanto coloro che hanno avuto la forza, la volontà e la decisione di sconfiggere la malattia, ma anche coloro che sono donatori di midollo o comunque sono anch'essi volontari. Spicca con il numero 66 il portiere Alberto Zenga, fratello del più noto Walter Zenga, ma anche Arrigo Piloni, Fausto Carta, Daniele Carta, Marco Ceresetti, Massimo Penza, Francesco Peroni, Marco Filipponi, Giacomo Terranova, il capitano con il numero 27, Luca Pilleri, Roberto Esposito, Stefano Selva, Matteo Santoro, Julian Carp, Gabriele Alzati, Nicolas Luccon e Michael Ceresetti. Il mister è Eugenio Polledri. Ovviamente tanta goliardia nel pre-gara, ma anche nella giornata di ieri, dove le squadre sono state presentate anche su Radio Stella Tortolini. Insomma, avete visto una clip che trovate social a più riprese, dove si è raccontato anche un po' la storia di questa nazionale che ha trovato i suoi natali nel 2002, che ha sede a Crema e il cui presidente è il dottor Monsilio Jankovic, luminore nello studio della oncoematologia pediatrica, tra l'altro colui che nel 2010 ricevette l'Ambrogino d'Oro con la seguente motivazione: pensate, tanti bambini sono in effetti diventati adulti grazie a lui. Dovrebbe essere tutto pronto per le ultime immagini di rito e adesso arriva la musica di Antonio Pani, l'inno di Miki, che è stato realizzato nell'anno 2019. Ecco l'inno. Chissà ora cosa fai, passi il tempo a colorare i tuoi giorni da lassù, cantando la la la. Ti hanno vista con le ali, agitandole su e giù, svolazzando su quel cielo, tra i colori rosso e blu. Che ora sei la stella
speciale e per sempre lo sarai. Dolce angelo immortale, dalla ci guiderai. Sì, ora sei la stella, luminosa più che mai, la più grande, la più bella, per dar luce a chi tu sai. Chissà ora cosa fai. Passi il vapore, i tuoi giorni da lassù, cantando la la la. Allora, questo era l'inno in onore di Michela Ibba, da tutti conosciuta come Miki Ibba, ricordo 7ª edizione del Memorial a lei dedicata, Memorial fortemente voluto dal Borisardo Calcio nella persona di suo papà Roberto Ibba. Noi adesso andiamo a guadagnare la posizione decisamente diversa rispetto a quella standard di telecronaca, semplicemente perché proveremo a dare ovviamente un taglio goliardico a questa gara, andando anche a recuperare un po' di considerazioni soprattutto da parte dei protagonisti di questa sfida. Eccolo, lo vedete intanto Luca Congi, il taglio che ci diamo intanto, dirigente del Barisardo. Siamo carichi? Carichissimi. Guarda, siamo lì. Super carichi. Ricordo di Michela. Assolutamente. Super carichi per il ricordo della figlia del super presidente, Miki Ibba. C'è uno squadrone dall'altra parte, c'è il fratello di Walter Zenga un po'. Fratello di Walter Zenga. Infatti è la sfida per mister Ciarolu questa, che non ha mai segnato a Zenga. Luca Congi cosa promette in questi 45 minuti? Io tanta grinta. Corsa poco, però grinta molta. Complimenti, andiamo a raggiungere ancora le squadre che sono in campo, cercheremo anche di capire un po' come queste saranno messe. Ricordo intanto che l'arbitro della sfida è la signora Anna Lui, coadiuvata dalla terna arbitrale. Ci sarà con tutta probabilità anche un calcio d'inizio, simbolico immagino, oppure siamo pronti? Già tante emozioni, Roberto. Va bene così, si gioca ora calcio. Andiamo a... E quando, come spesso succede, quando poi si calpesta il rettangolo di gioco, poi si inizia a fare calcio e lo si inizia a fare sul serio. Allora, formazione della mitica, della nazionale italiana, ragazzi guariti dalla leucemia, che attaccherà con tutta la probabilità dalla destra verso la sinistra, ma ora è il momento del minuto di raccoglimento.
Allora arriva anche l'applauso, davvero uno splendido colpo d'occhio qui al Circillai di Barissardo, 500 presenze sugli spalti per questo triangolare di Michela Ibba. Ricordo tra l'altro che è di fatto questa una 2 giorni che è iniziata ieri con la visita della nazionale italiana guariti dalla leucemia all'ospedale microcitemico, appuntamento che sarà replicato poi domani sempre da parte della nazionale italiana. Poi questa mattina alle 9:30 ci sono state le qualificazioni ai tornei esordienti e pulcini, il convegno sulla leucemia e sulla donazione degli organi e poi, come detto, alle 15 il triangolare. Cercheremo di dare ovviamente voce a più persone possibili. Intanto formazione in campo, allora proviamo a capire come è costruita la formazione della 66, come detto, vedete, con guantoni neri, divisa nero-grigia. Alla destra del vostro smartphone Alberto Zenga, e poi via via a seguire tutti gli altri elementi della nazionale. Io piano piano cerco di guadagnare ovviamente una migliore, tantino più difficile rispetto al solito. Allora il possesso iniziale, ma siamo ancora per vie centrali. Sulla sinistra l'appoggio, difetto di controllo qua da parte del numero 20, si è trattato pian pianino prendiamo anche un pizzico di dimestichezza con quelli che sono i giocatori. Barissardo, o meglio gli amici di Miki, che in questa triangolare, che continuano a tenere il possesso di palla. Vado a se posso superare la tensione di una cosa così importante, inizio dal mister per dovere di cronaca, intanto che ci godiamo insieme quello che sta succedendo. Le immagini del nostro Andrea Farris vanno ovviamente a raccontare quello che sta succedendo sul terreno di gioco. Nazionale nasce nel 2002 e stavamo contando alla mano almeno una ventina di eventi durante l'anno. Sì, di eventi sì, 20 partite, poi più che conta molto di più non è la partita sì, la facciamo, va bene, ma sono le visite che facciamo negli ospedali, quelle sono le cose che fanno bene prima di tutto i bambini, ma molto anche i genitori, perché troviamo spesso i genitori molto più depressi dai bambini, quello. In effetti il bambino ha una capacità di ripartire, di rigenerarsi con un momento. Il genitore, con tutta la probabilità, ha necessità di buttarsi. Sì. Niente, è quello che ci dà molta soddisfazione. Dopo questo è chiaro, questo è un divertimento, però non ci piace perdere. Intanto notiamo che c'è una bella incursione sulla destra proprio da parte della formazione locale, ma addirittura vedi, c'è subito le lamentele. Insomma, quando si gioca a pallone si gioca a pallone. Sì, chiaro. Sede operativa a Crema, ma in realtà componenti che arrivano un po' da tutta la penisola. Nasce, o meglio il presidente, il dottor Monsilio Jankovic. Leggevo che tra l'altro nel 2010 ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro con la seguente motivazione, ed in effetti così, grazie a lui tanti bambini sono potuti diventare adulti. Sì, è proprio una persona fantastica. Lui è in pensione adesso, ma segue sempre l'ospedale, segue sempre anche noi. È una persona stupenda. Oltre che dottore, ecco. Diciamo subito anche che il midollo osseo non è il midollo spinale. Quando si parla di donazione c'è sempre ci sono queste paure. In realtà è una donazione assolutamente, si può fare in totale sicurezza. Sì, è chiaro. Noi che sta giocando, c'è un ragazzo che è un donatore e naturalmente non sa a chi ha donato e basta, e lui è felicissimo, tutto lì, basta. Grazie allora al mister Gino, ma Eugenio Polledri, questo è il nome del tecnico della nazionale della mitica. Grazie, faccio una sorta di ping pong e vado dall'altra parte e poi torno da voi, che sono 2 lunghi triangolari e quindi insomma
Intanto la panchina degli amici di Miki è decisamente nutrita. Siamo in diretta su Directa Sport, sulla pagina dell'USD Barissardo. Mi siedo a fianco a qualcuno di voi e chiacchieriamo. Intanto siamo alla 7ª edizione, immagino che tanti di voi ne abbiano già giocato diverse, o no? No, io è la prima volta. Ricordami un po' nome e cognome. Sergio Meriu. Nel calcio? Ho giocato sempre in difesa e niente, adesso siamo in pensione. Che sensazioni ci sono su questa bella giornata di sport e di solidarietà? Insomma, mi sento di dire i 500 del Circillai non sono poca roba, eh? No, guardi, conviene parlare con il signor Pinto, che è stato il manager sicuramente. Assolutamente sì, infatti mi date qualche assist. È una lunga serata, quindi c'è tempo per tutto, però mi dicono di prendere, salutando ovviamente tutti gli altri. Allora mi indirizzano da Pintus, dico bene, Francesco Pintus, che saluto e che ringrazio, dirigente dell'ASL, quindi siamo ex dirigente dell'ASL, ma in pensione. Allora partiamo dall'ex calciatore. Calciatore scarso, spero come dirigente dell'ASL un po' meglio, però io sono qua in quanto dirigente del Barissardo. Peraltro tanto bene sta facendo anche in questa stagione sportiva, ma magari ci rientriamo un po' più avanti. Allora il tema è chiarissimo, donare è vita, un tema da consegnare anche con grande energia. Parlavo con alcuni elementi della nazionale italiana perché c'è un altro aspetto, che donare il midollo osseo non è donare il midollo spinale, è molto diverso, cioè in termini di sicurezza, di certezza della fattibilità dell'operazione, e sono due meccanismi profondamente diversi. Ho scoperto una cosa che non sapevo, dopo i 36 anni non si può donare più. Questo è un peccato, perché tra i giovani la sensibilità è molto meno rispetto alle persone comunque di una certa. Perché? Ce la poniamo questa domanda. La sensibilità è meno perché non si può donare. È meno la sensibilità nei giovani. Perché come diceva qualcuno stamattina, i ragazzi hanno giustamente altre cose per la testa. E poi loro sono invincibili e quindi pensano che siamo un po' tutti così. In realtà nessuno di noi è invincibile, imbattibile, indistruttibile, e questo però inizia a capirlo a una certa età. Quindi forse è per quello la sensibilità aumenta. Assolutamente sì. Che sensazione c'è nel vedere i 500 del Circillai da qui, dalle panchine? Sono in tanti, riempito praticamente tutte le tribune. Attenzione, è una cosa che si vede spesso e volentieri la domenica nelle partite di calcio del Barissardo. Sì, però è importante oggi perché oggi c'è il pubblico. Stamattina al convegno si lamentava il capitano della nazionale che ci fossero pochi giovani, e i giovani effettivamente erano tutti qua e sono ancora tutti qua, quindi io spero che per loro sia un segnale importante questo, perché vedere questi signori che hanno affrontato una botta grossa nella loro vita, ne sono usciti vincitori, è una cosa molto importante. Infatti, attenzione, ci dici tu chi l'ha messa dentro? Non lo vedo. Mi sembra riguadagnare la posizione numero 14, il numero 14, quindi Tore Pediu. Quindi abbiamo il... L'hai conosciuta? No, purtroppo no, io conosco Roberto da tanti anni, ma la frequentazione mia di Roberto è più degli ultimi anni, quindi non ho avuto il piacere di conoscerlo. Da 7 anni a questa parte sta contribuendo davvero a regalare a questi colori una nuova vita, attenzione, perché voglio dire, siete secondi a 2 punti dalla Borea in promozione, l'eccellenza è... Ma noi non ci poniamo di questo, le sue idee innovative, spettacolari. Roberto ha una conoscenza del calcio, è un accesso ai calciatori importante. Però abbiamo la differenza tra la prima e la promozione, quindi speriamo di... perché abbiamo aggiunto il gol in classifica, quindi siamo fiduciosi. Arriva peraltro un derby che, lo annuncio già adesso, racconteremo in diretta sui canali di Directa Sport, quello di Tortolì, una rivalità storica, non soltanto calcistica, un derby che raccoglierà con tutta probabilità grande attenzione su tutta l'Ogliastra.
speriamo ovviamente si possa parlare solo e soltanto di calcio, perché ci sono trascorsi certamente molto delicati. Torna Roberto Ibba, perché ricordiamo ancora una volta, per chi se lo fosse perso, l'anno passato questa dirigenza è stata in grado di portare Alberto Cavasin a guidare questi colori nel campionato stravinto di prima categoria con una rosa decisamente fuori. Sì, questo ha attirato l'attenzione un po' di mezza Italia sul Barissardo, perché è un allenatore di Serie A che va a allenare in prima categoria, però si è divertito tantissimo. Secondo me quando poi si è chiusa con Mister Ciarolu un po' era dispiaciuto. Rimangono scelte di vita importanti, però è stata una cosa. Una bella parentesi, Cavasin ha raccontato ovviamente, oltre all'accoglienza a tutto gli Astrina, ovviamente anche e soprattutto la capacità di vivere le giornate in una maniera fuori dal tempo, nel senso che andava in bicicletta, andava al mare praticamente tutti i giorni. Questa è un'oasi per chi ha vissuto quelle tensioni, quei momenti di grande pressione, è veramente una finestra temporale che permette di rigenerarti. Tanto il risultato dovrebbe essere ancora fermo sullo 0-0, dei giovani sull'1-0, dei giovani, lo abbiamo detto, messaggio da dare alla comunità in generale sul tema della donazione, quale può essere? Donare è importante, grazie soprattutto, perché però donare è importante, perché poi è brutto dirlo, però tutti noi possiamo aver bisogno, nostra famiglia, cioè non credo ci sia famiglia che non abbia avuto brutte esperienze, quindi questo fa sì che è fondamentale perché iniziare anche da donare il sangue, che è la cosa più semplice, tra l'altro è anche salutare, che aiuta a tenere anche sotto controllo i nostri valori, perché ci fanno sempre, però è veramente importante, bisogna rafforzare la coscienza, le scuole, è difficile convincere una persona di 30 anni, un ragazzino invece sì, ci si può ancora lavorare. Grazie allora, grazie a Francesco Pintus, anche dirigente del Barissardo Calcio, ovviamente anche complimenti per questa bella prima parte di stagione per i colori biancocelesti. Ricordo ancora una volta il Barissardo è secondo in classifica, soli 2 punti dall'Arborea. 1-0 con rete di Peddiu, questo dovrebbe essere il risultato quando saranno trascorsi sì e no, forse una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo. Intanto c'è il tentativo di risposta da parte della mitica, della nazionale ragazzi guariti dalla leucemia. Il tentativo è stato il destro di Roberto Esposito. Ancora adesso prova a prendere il controllo e le redini del gioco la formazione della nazionale con questo di collo pieno di sinistro da parte del capitano Giacomo Terranova, che creare dei problemi al portiere, ma c'è subito di fronte dall'altra parte con il tentativo a mettere l'imbucata in mezzo, poi il calcio di sinistro quasi in semirovesciato, una bella girata da parte della formazione di casa, gli amici di Michi. Importante e chiaro, donare il midollo osseo non è donare il midollo spinale. Esatto, sono due cose differenti. Donare il midollo osseo è una cosa abbastanza semplice, è più complicato dirlo che farlo. Qua abbiamo dei donatori di midollo osseo che stanno giocando nella nazionale, quindi chi più di loro ci ha dato la testimonianza di come è semplice donare. Donare però salva un'altra vita e a noi non costa niente, quindi il messaggio che deve passare, che spero che passi, è questo: siamo tutti un po' più buoni e vivremo in un mondo migliore. Momento peraltro quello delle feste natalizie, permette di raccogliere un po' tutti i nostri cuori. Sostegno delle istituzioni in un evento di questo genere, chiedo, e soprattutto se si può fare certamente di meglio in generale. Sicuramente si può fare di meglio, le istituzioni purtroppo a queste manifestazioni, sarà perché io non
non sono uno addentro alla burocrazia e alle cose, quindi non chiedo niente a nessuno. C'è la Fondazione di Sardegna che mi dà un contributo, questo è il secondo anno che me lo dà e basta. Poi il comune di Barisardo ha patrocinato, ha collaborato con la concessione dell'aula consigliare stamattina per il convegno, ci è vicini, il sindaco ci ha ringraziato e lo ringrazio per la collaborazione e poi si va avanti con le offerte e i contributi degli amici. E insomma non è facile tenere in piedi tra l'altro un evento che prosegue da 7 anni. Ci siamo fermati per il Covid? Ci siamo fermati 2 anni, 20 e 21 non l'abbiamo potuto fare perché era impossibile portare gente, fare assembramenti, quindi abbiamo deciso di sospendere. Quest'anno eravamo indecisi se rifarlo o meno, poi abbiamo deciso di comune accordo con la nazionale di ritrovarci tutti per ripartire e penso che la giornata di oggi ci regali delle soddisfazioni e ci premi per averci riprovato. Ne approfittiamo e proviamo a dare anche un taglio un po' sportivo a quello che sta succedendo a Barisardo. Tu sei stato capace di portare l'anno passato un mostro sacro come Cavasin che ha rinvigorito improvvisamente la piazza, tanti riflettori, tanta attenzione. Sappiamo che tra l'altro ci è rimasto maluccio quando poi c'è stata la necessità di chiudere in qualche modo il discorso trainer-allenatore perché la stagione stava iniziando. E quest'anno con una formazione completamente rivoluzionata, perché quasi un'altra squadra mi sembra di aver capito, siete comunque lì e ve la state giocando per l'eccellenza, ma l'eccellenza è troppo per questa terra? L'eccellenza sicuramente è un impegno difficilissimo per questa piazza, perché purtroppo per il calcio non è che ci sia tanto interesse, purtroppo una gioventù che non ama questi colori, questo sport, preferisce fare altro. Noi finché riusciamo con le nostre forze ad andare avanti portiamo avanti questo progetto, questo di riportare Barisardo in eccellenza e poi si vedrà insomma, perché continuare da soli è un'impresa abbastanza importante, è quasi impossibile. Ricordiamo che siamo in una perla dell'Ogliastra, qua veramente a pochi chilometri ci sono delle note, tra le più note località. Tra 7 giorni, anche un po' di meno, c'è un derby che accende una rivalità storica non solo calcistica, quella del Tortolì. Tra l'altro annuncio che trasmetteremo in diretta perché ci è stato chiesto di raccontare il derby, lo faremo con esclusione dell'Ogliastra, quindi garantiremo il massimo dell'afflusso negli impianti di Tortolì, ma poi la gara ovviamente sarà riproposta in prima visione sui vostri canali. È un derby che ha un sapore molto intenso. Per me è un derby particolare perché il primo campionato nella storia in eccellenza del Tortolì l'ha fatto sotto la mia presidenza. Quindi io ho preso il Tortolì in prima categoria dall'allora presidente Mario Todde, in 3 anni anche allora feci un bel numero perché portai ad allenare Gigi Piras che aveva appena smesso di giocare col Cagliari e al primo tentativo riuscimmo a vincere il campionato e salimmo in promozione. Il primo anno perdemmo la promozione per un punto perché allora con la regola dei fuori quota sbagliamo un campo con la Nuova Monreale e ci tolsero 3 punti a tavolino e l'anno dopo salimmo insieme al Macomere in eccellenza. E poi decisi di cambiare società, lasciai Tortolì, sono andato a Serargiu, sono andato al progetto Sant'Elia, sono andato alla Palma e adesso sono tornato in Ogliastra col Barisardo. Tutto nuovo a Tortolì oggi o c'è ancora qualche figura di quegli anni? Ma qualche dirigente storico ancora c'è, anche se non è al ponte di comando, però insomma io quando vado a Tortolì mi accolgono benissimo, sono uno di casa e questo mi fa sempre piacere. Amo Tortolì, amo l'Ogliastra, Micchi era nata a Lanusei, Gianluca mio figlio è nato a Lanusei, quindi per me l'Ogliastra ha un sapore particolare. Ecco, cagliaritano, trapiantato di fatto in Ogliastra, che cos'è che ha catturato in maniera così incessante di questa terra? Ma probabilmente, sicuramente mezzo sangue mio, mia mamma era di Arzana, quindi qualcosa c'è, quindi nell'87 quando decisi di tornare in Ogliastra mi portò anche quel ricordo di Arzana, dei miei parenti e di mia madre.
E quindi un legame assolutamente indissolubile. Grazie. Allora, a Roberto io continuo il mio giro, il mio ping pong. Nel frattempo chiedo anche un aggiornamento sul risultato, perché qualcosina magari ce la siamo persa. Siamo sempre fermi sull'1-0. E allora vado a recuperarmi qualche altro ragazzo. Vado da un giovanissimo. Allora, ciao. Intanto tu sei? Matteo, Allora anni? Sei uno dei più giovani, mi sembra, un classe 2000 può essere? 2003. 2003. Allora, da quanto tempo giochi in questa nazionale? Come è nata la cosa? Raccontaci un po'. Se, non so, ti chiedo anche se sei un volontario oppure se sei un ragazzo guarito. Allora, io sono un guarito, sono nella mitica da giugno, quindi da freschissimo. E conoscenza con la mitica è iniziata tutta da quando ero in ospedale, che mi hanno invitato ad andare a vedere una partita dell'Inter, poi io da milanista. Accidenti. Però dura sì, però quando mi hanno detto dove era non ho detto di no, quindi è stata una bella esperienza. Poi la prima volta che ho giocato con loro sono divertito un sacco, quindi Giocavi già a calcio? giocavo e mi piaceva un sacco, poi ma stravolto. Adesso tu in linea di massima partecipi a tutti gli appuntamenti in giro per lo stivale. Ovviamente ho visto quasi una ventina di gare nel 2022, quindi tu immagino che da giugno ne avrai già fatto diverse. Che giocatore sei? Dipende, dove serve gioco, però per lo più in fascia o attacco. Questo forse è il modo migliore per vivere il calcio, la goliardia giusta, la serenità giusta, la leggerezza in tutti i suoi momenti, ma l'idea di fare bene comunque. Sì, quella c'è sempre, quindi cerco sempre di essere presente per loro, anche quando forse non ci riesco, ci provo comunque, però... Oltre al calcio nella vita? Studio ancora, perché ho perso un anno e spero che questo qua sia l'ultimo. Dove sei tu? Io sono di Milano. Allora, nessuno ci ha voluto dire chi è il bomber, chi è che ha i piedi, però tu dai, insomma, da affari spenti, a microfoni spenti, per dirci chi è un po' il piccolo talento, oltre al portiere, perché abbiamo... Ma tutti sono dei talenti, tutti buoni. Talenti di testa non c'è dubbio. No, ma già che sono anche qua, sono diciamo dei miti e delle leggende come Cristiano Ronaldo e Messi, diciamo. Giusto, sono assolutamente d'accordo con te. Allora Matteo, giusto? Ti ringrazio, ovviamente non sei ancora entrato, dovrai entrare fra un po', il tuo compito è dare un po' di respiro ai polmoni dei meno giovani. Uscito dal campo dopo questi primi 25 minuti, intanto il capitano, se non sbaglio, vero? Che abbiamo visto protagonista di un bel collo pieno, che per poco di sinistro non stava creando qualche difficoltà. No, se sveniva il portiere poteva andare dentro. No, siamo davvero felici perché penso che il risultato più bello sia vedere tutte queste persone sul pubblico, dove noi proviamo semplicemente a divulgare il discorso sulla sensibilizzazione sul midollo osseo, che purtroppo c'è tanta ancora ignoranza, ma non in senso offensivo, proprio nel discorso che non si sa ancora come possa essere semplice salvare un bambino o qualsiasi persona che soffre di queste brutte malattie, diciamo. Invece... Ci racconti un po' la tua storia, il tuo avvicinamento a questo gruppo? Allora, la mia storia è sono qua dalla prima partita. Sono dal 2002 che giro ospedali, facciamo partite di beneficenza. Io ho avuto una leucemia mieloblastica nell'84 e per i medici avevo 2 mesi di vita, anche perché nell'84, diciamo, leucemia voleva dire proprio morte. E invece sono qua grazie al donatore, che è stato mio fratellino. Nell'84 è stato il donatore più piccolo al mondo, doveva fare ancora 3 anni. E tante persone mi chiedono cosa vuol dire donare un midollo. Prima di tutto dare la possibilità di una seconda vita a chi non ha voglia di mollare. E soprattutto donare il midollo a qualsiasi persona che abbia bisogno, perché
mi dicono ma una volta che doni che problemi mi restano? A me l'unico problema che io ho avuto con mio fratellino è che appena lui è entrato, fallaccio, no ma dite io agli arbitri che noi non siamo nazionale perché pigliamo i soldi, c'è qualcosa di guarda lì, no ma intervenite voi col VAR, no, ci vuole anche sorridere, pazienza, non conta il risultato. E stavo dicendo, mio fratellino è entrato in ospedale il mercoledì sera, il giovedì mattina è andato in sala operatoria, ha tirato via il dall'osso, il venerdì è andato a casa e la frase più brutta che mi ha potuto dire mio fratello è stata Giacomo sei un cornuto, perché mi guardava attraverso una camera sterile e mi ha detto per colpa tua mi fa male il culo. E questo, quanti anni aveva tuo fratello? Devo fare 3 anni e questa è tutta la possibilità. Un bambino? Il donatore più piccolo al mondo, è stato il donatore più piccolo al mondo. Ti ha detto questa frase nel giorno fantastico. Ti rimane chiaramente con le sue paroline, ma ha detto sei un connuto perché per colpa tua mi fa male il culo. Cioè, questa è tutta la sofferenza che possa subire un donatore midollo osseo. E lui... Cosa diventa un fratello poi dopo un messaggio, una cosa di questo genere? Ma diciamo, in teoria dovrebbe essere che un fratello, un parente dovrebbe essere sempre il sangue del tuo sangue. Poi quando succedono queste cose... è non so, la metà, abbiamo gli stessi, perché eravamo compatibili al 100%, abbiamo lo stesso segno magari sul dito, non so se è un caso o che cosa, però entra dentro di te in tutti gli effetti. Infatti lui dice sempre fiero di aver fatto quello che ho fatto, se dovesse succedere lo rifarei, io spero che non mi succeda perché vorrebbe dire che sto male. Perché non gioca qua? Perché adesso c'è una bambina piccola, lui ci ha seguito, ci segue e purtroppo oggi sono giorni lavorativi e col suo lavoro non è potuto essere, però ci segue sempre negli eventi e diciamo che il messaggio è la cosa più bella che ci possa essere. La mia storia è lunga, se sto qua le rubo che ho avuto. No, è stato invece è un piacere, anche perché le immagini continuano a scorrere su quello che è il calcio giocato, ma poi sono questi temi che è importante affrontare per far capire quanto possa esserci uno sliding doors vero nella vita di ognuno di noi con una semplice momento di donazione. Sì, perché davvero basta davvero poco, basta prenotarsi anche attraverso l'ADMO che fanno un servizio notevole. Si prende un appuntamento, si va in un centro prelievi, si viene tipizzati, cioè nel senso fai un semplice prelievo del sangue e da quel momento tu entri a far parte nella banca di un possibile donatore. Ed è qualcosa, tanti mi dicono Jack grazie per quello che fai perché vabbè sono il capitano, sono il responsabile di questa squadra, invece io dico grazie a tutte le persone che mi danno la possibilità di fare quello che faccio oggi, nel caso di Robby che è una persona meravigliosa, appena ci siamo sentiti, io e lui basta solo guardarci ed è subito un sì. Prima volta in Ogliastra, seconda volta in Sardegna, eravate a Cagliari gli anni passati, che sensazioni ci sono su questa terra? Qua ci sono alcune delle perle del Mediterraneo. Ma guardi, è una sensazione meravigliosa, prima di tutto perché ho avuto la fortuna di conoscere, non c'ero mai stato, siamo venuti quando io e Robby ci siamo conosciuti attraverso Facebook, la nostra pagina, anzi seguitela perché è meravigliosa, così vedete quello che facciamo. Ed è stato, sembra una parola fratta, invece è stato davvero un amore a prima vista, perché non puoi non voler bene a una persona del genere, ha una bontà scritta negli occhi che... è qualcosa di raro trovare, infatti appena quest'anno eravamo già proiettati subito nel futuro a farne, poi purtroppo la pandemia ci ha bloccato, quest'anno mi ha detto Jack ci sei, non ho fatto neanche in tempo a dire ai ragazzi se c'erano o non c'erano perché gli ho detto subito di sì e poi ragazzi, vede siamo un bel gruppo, poi la cosa meravigliosa del nostro gruppo che vengono mogli, figli, grandissimo gol del numero 10 Massimo Penza. E intanto arriva il pareggio, l'1-1 della nazionale che come detto non ci sta e allora arriva come detto su calcio di punizione se non sbaglio un bel colpo sotto il destro a girare che ha ingannato il portiere. Ultime due curiosità, la mitica, perché la mitica? E poi il leoncino, ma quello provo a intuirlo, ci vuole un coraggio da leoni. Ma iniziamo dalla mitica. La mitica perché è stato scelto un nome, perché ogni persona che indossa questa divisa, ogni persona che crede nel progetto
che portiamo avanti deve essere un mitico, perché con noi entri solo a far parte se hai cuore da donare. Da noi campioni di calcio non ce ne sono, però sono certo che sono campioni di vita. E per essere all'interno della mitica, infatti io dico sempre, chi crea un progetto ha la possibilità di indossare questa maglia che per molti è un tessuto, un semplice tessuto, invece per noi è una seconda pelle, per ciò che rappresenta, perché portiamo avanti il discorso per i bambini che ce la fanno e anche i bambini che non ce la fanno, perché ahimè ne abbiamo persi tanti, perché giriamo tantissimo gli ospedali e la cosa meravigliosa è che per noi, una volta che andiamo negli ospedali, cerchiamo di creare un rapporto meraviglioso con le famiglie, perché il compito nostro, noi non abbiamo compito, tante persone mi dicono noi abbiamo, ma noi non guariamo, cerchiamo solamente di poter portare un sorriso, un sollievo a una famiglia, perché tante volte si parla di un bambino, però con i bambini si gioca il clown, col bambino ci gioca l'infermiera, ci gioca qualsiasi persona, e invece i genitori ci si pensa poco, no? Infatti io cerco di portare avanti il discorso mitica, quello che ho passato io col tempo, perché i miei genitori non li ho mai visti piangere con me, sorridevano, avevo 15 anni, invece poi col tempo sapevo che piangevano, ed è quello che porto avanti adesso con la mitica, che portiamo avanti col discorso con la mitica, cerchiamo di dare un sollievo a un genitore, perché ridono col bambino, poi chiudono la porta e rimangono da soli a piangere, e noi siamo qui per questo. Il genitore deve trovare dentro di sé la forza, l'energia di reagire. Assolutamente, perché un genitore è la prima medicina per un paziente, soprattutto per un bambino, e se ahimè perdono loro la forza, di conseguenza la perdono i familiari. Noi cerchiamo di diventare amici, ma davvero amici, perché conosciamo tante persone e non le dico quanti messaggi ci scambiamo con i genitori, telefonate, e diventa una cosa davvero meravigliosa, e sono io a dire grazie a loro che mi danno la possibilità di fare quello che faccio. Nel tuo percorso cambiano le priorità? Sono cambiate le priorità? Sì, nel mio percorso sono cambiate le priorità, perché prima di tutto chiaramente la famiglia, anche se ho una moglie e una figlia meravigliosa che mi danno la possibilità di fare davvero ciò che amo. Sono le mie prime tifose, quando ci sono da organizzare gli eventi per i bambini, sono le prime 2 persone che scendono in campo nel preparare giochi, nel preparare qualsiasi cosa dove ci sono i bambini. Perché noi facciamo 2 o 3 eventi all'anno dove riuniamo tutti i bambini in terapia, bambini già fuori da terapia, con i genitori, e facciamo passare una giornata tutte insieme, cercando di far dimenticare per una giornata una camera d'ospedale, che credo che sia una cosa meravigliosa. Chiudiamo col tema del leoncino? Il leoncino è stato disegnato, cercavamo un nostro logo, e allora niente, ho pensato a un leone perché per superare una leucemia, per superare certe malattie devi essere assolutamente un leone, perché devi essere te la prima medicina per superare questa bastarda come la chiamiamo noi. Ed è proprio così. Non posso che ringraziare Giacomo Terranova, capitano della mitica, della nazionale Ragazzi Guariti dalla leucemia, che al suo interno, come avevo detto più volte, raccoglie non soltanto coloro che sono guariti, ma anche volontari, donatori di midollo e quant'altro. Intanto vedo il rosso-blu aleggiare sulla parte d'ingresso qua al Circillai, perché ci sono le vecchie glorie del Cagliari Calcio che scaldano i motori. C'è chi ha superato i 70 in quel gruppo, che ha fatto la storia in Serie A, dico i vari Quagliozzi, ma Bellini, ne intravedo diversi, ma ci vuole ben altro. Credo che oggi prima di tutto vincono soprattutto tutti i partecipanti, chi ci sta guardando sui social, vuol dire che credono in quello che state facendo, ma a me oggi vince soprattutto Robby e la grandissima Miki. Grazie a tutti. Grazie ancora. Ovviamente se ritenete che questa produzione di Directa Sport accontenti e soprattutto soddisfi i vostri principi morali, regalateci un like, magari questo potrebbe essere un messaggio importante per far capire quanto sia importante il tema della donazione.
perché donare davvero è vita. Dovremmo essere intanto quasi alla fine di questi primi 45 minuti di gioco, vedo un altro cambio, escono altri atleti della formazione degli amici di Miki. Il risultato è sempre fermo sull'1-1, quindi la risposta della nazionale alla rete iniziale da parte di Peddio. Attenzione, questo pallone recuperato con grande sprint da parte della formazione di casa e il rinvio lungo senza badare tanto all'eleganza da parte del portiere della formazione amici di Miki. Abbiamo detto più volte quali sono i temi ovviamente di questa di fatto 2 giorni. Tanto chiamato un altro cambio. Tanto Roberto Ibba anche nelle vesti di trainer, di allenatore, che fa girare un po' tutta la formazione in campo. È noto con piacere che sui gradoni del Circillai continua a esserci una importante affluenza. Bella discesa qua sulla destra, avrebbe forse anche potuto crossare. Bello colpo sotto da parte del numero 10. Amici di Miki, trattare con tutta probabilità questo pallone, che poi regala un calcio d'angolo. Ancora Forma si incarica di questo corner, pallone che viene messo in mezzo, tentativo di colpo di testa, ma a spizzare per primo la formazione Carta, che ha rimesso questo pallone in rimessa laterale. Se ne incarica ancora la formazione degli amici di Miki, pallone messo ancora una volta in mezzo. Attenzione, adesso c'è questa ripartenza, ma recupera ancora il numero 7, che poi perde ancora nuovamente questo pallone. Insomma, inizia a fare capolino l'agonismo qua sul prato del Cicillai. Intanto Matteo, abbiamo avuto modo di conoscere in precedenza, abbiamo fatto un bello scambio di vedute con lui. Torna indietro al posto kick e va davanti Torema mia. Intanto arriva un cambio, com'è andata? Come sono questi azzurri? No, non molla. Sì. No, come sei fisicamente, come ti senti? Se uscivo prima era meglio. No, va bene. È bella, una bella giornata. Poi quando uno entra in campo ha piacere anche di ritornarci, giusto? Non vogliamo, la verità è che anche se siamo stanchi non vogliamo proprio uscire. Proprio così. Fodai, che ha messo, giusto? Ha messo Pedio, scusami, perdonami, che ha messo a segno il gol del vantaggio. Com'è andata? Raccontaci il gol. Bellissimo, dai. Sono entrato dopo manco un minuto, ho fatto il gol, quindi non penso che sia bello per tutti quando uno entra e fa gol. Ci racconti un po' il tuo percorso calcistico? Ho sempre giocato amatorialmente, ho giocato anche nel Girasole, in seconda e terza categoria e poi amatorialmente. Sempre asciuttissimo, stai continuando a fare attività? Quindi ecco perché. Il calcio? Calcio sempre, amatorialmente. Giochi comunque settimanalmente. Stiamo parlando, tu sei un classe? 65. Complimenti, ma non sono tantissimi, insomma abbiamo visto Quagliozzi, stiamo parlando degli over 70 addirittura da quella parte, e si continua in qualche modo a giocare. Il calcio è vita, donare è vita. Grazie, sì, assolutamente sì. Sono d'accordo. Grazie. Sono donatore di sangue, purtroppo non posso donare altro perché ho superato l'età, altrimenti sarei voluto essere donatore del midollo, ma non posso per via dell'età. Però sono d'accordo per le donazioni. Anche donare il sangue è molto importante. Grazie mille e complimenti ancora per questa rete che segna di fatto l'1-1 che stava giocando poco fa. Tilio, com'è andata? Benissimo, una bella esperienza, stanco perché l'età è avanzata, diciamo. Ma bisogna gestirsi, ma mi sembra che sia giovane. Tu sei un classe? 66. Quindi stiamo parlando, c'è molto di peggio, dicevo, da parte Quagliozzi, Bellini, insomma over 70.
Ci sono... Comunque tutto ok, benissimo. Donare vita, diamo un messaggio? Certo, donare vita, certo bisogna donare perché è vita per questi ragazzi che hanno problemi, che poi più dell'altro io ho un ragazzo disabile, dunque sono il primo proprio a fare questo, a dare, sempre dare e aiutare, soprattutto questa gente che sta male. Che messaggio dare ai giovani? Si dice che siano un po' meno sensibili i giovani di oggi, poi in realtà c'è chi dice il contrario. La tua sensazione qual è? La mia sensazione è che ci sono quelli che aiutano e danno e quelli che se ne fregano, ma quelli esistono sempre, esisteranno sempre. Quello che dico quello è quello che dico io. Il tuo percorso calcistico? Il mio percorso sto giocando dall'età dei 15 anni. Ho fatto quasi 14 anni in FIGC con il Villagrande, ho giocato un anno qua a Barisardo nel 92 e poi adesso sto giocando col Cosmos in amatori. Questa è una piazza che se la può giocare per l'eccellenza, secondo te? Secondo me io ho visto una partita, poi comunque conosco Roberto e dunque io penso che se la dovrebbe giocare benissimo. Speriamo bene. Grazie, allora, grazie a Tilly, ovviamente complimenti anche per la tua prova. Intanto arriva un'altra rete da parte della formazione di casa, vediamo se ci siamo accorti, dovrebbe essere stata una rete su punizione. Andiamo a capire chi ha messo a segno. In ogni caso 2-1 il risultato quando siamo giunti al 40°, quindi ancora 5 minuti alla fine di questo primo triangolare. Intanto arrivano le vecchie glorie del Cagliari Calcio, ovviamente avremo modo di scambiare 4 chiacchiere anche con loro. Facciamo anche scorrere un po' di audio ambientale. Ci prova intanto la nazionale della mitica a rimettere a posto questo 2-1, questo risultato che al momento li vede sotto di una rete. Questa bella giornata di sport, di solidarietà, di calcio, di amicizia qua al Circillai di Barisardo. Difetto di controllo qua secondo i giocatori di casa. Insomma, lo vedete che le trame comunque sono assolutamente piacevoli, si gioca a calcio, si prova a disegnare calcio sino alla fine, pochi egoismi, tanto tentativo di costruzione, manovra. Bella questa imbucata intanto da
parte del numero 10 poi non è altrettanto preciso nel suo tentativo di destro. Dicevo, buona l'imbucata da parte di Forma, che dimostra di avere il piede giusto. Il numero 17 però che al momento ci manca in lista, ma insomma attenzione qua perché intanto esce Fois e noi lo aspettiamo. Matteo! Tanto mister Roberto Iba si preoccupa che tutti abbiano giocato qualche minuto per mettere la loro firma su questa prima parte del triangolare. Ricordo, al termine del triangolare ci sarà poi anche lo spazio per le fasi finali del tornei giovanili che si sono svolte questa mattina, poi per le premiazioni comprensive anche della lotteria. Com'è andata? Bene, bene. Bene, diciamo bene. Un po' arrugginiti, ma bene. Ci stiamo divertendo. Una bella manifestazione in ricordo di Michela. Ho visto che state provando a disegnare calcio, non ci sono egoismi, non c'è quello che fa la discesa. Il problema è che dentro il campo ci sono troppi allenatori col patentino e se pensano di essere ancora in panchina, invece stanno giocando, ma va bene, ci stiamo divertendo. Ci racconti il tuo percorso calcistico? Ma io ho giocato per anni nel Tortoli Calcio, da quando eravamo in una categoria dove il presidente era sempre Roberto Iba. Abbiamo fatto sempre campionati importanti perché Roberto allestiva sempre squadre di un certo livello e dunque ho avuto la fortuna di crescere in mezzo a questi ragazzini che stanno giocando adesso. Questo Barisardo secondo in classifica in promozione? Il Barisardo anche sempre con Roberto hanno fatto un'ottima squadra e sta dimostrando sul campo di meritare le posizioni in classifica. Si giocherà il campionato fino all'ultima giornata. Una piazza che può starci in eccellenza. Certo, bisogna crederci, basta vedere la cornice di pubblico che c'è oggi. Penso che Barisardo si meriti di fare il salto di categoria. Grazie, allora grazie anche all'ultimo ospite di questa primo triangolare. Io direi che adesso noi ci prendiamo una piccola pausa perché poi c'è da raccontare l'altra sfida, quella che vedrà protagonisti le vecchie glorie del Cagliari Calcio. Per noi un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigobar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione. La struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Bene, allora siamo tornati anche in diretta su Directa Sport, sulla pagina del Barissardo, perché è la seconda puntata di questo triangolare, lo vedete, le vecchie glorie del Cagliari Calcio contro la Mitica, ma c'è la consegna di un premio, una targa ricordo da parte di Roberto Ibba ai genitori di Claudio Deiana. Insomma, lo ricorderete, l'arbitro che guidò una delle edizioni di questo Memorial, anzi l'ultima edizione. Grande ricordo nei suoi confronti e grande l'applauso del Circillai di Barissardo. La consegna ai genitori. Claudio, vero? Ricordo ancora una volta che siamo in diretta sulle pagine di Directa Sport, USD Barissardo, quindi andate, regalateci un like, condividete, così raggiungiamo davvero tutti. Ricordo anche la terna arbitrale della sezione di Tortolì, Anna Loi, Nicola Murgia e Gabriele Pischedda, che guideranno un po' a turno questo triangolare. Ora le formazioni, ovviamente lo vedete con la maglia rosso-blu del Cagliari Calcio, formazioni che ci sono arrivate proprio poco fa. Allora il Cagliari si dovrebbe schierare con tutta probabilità con Recupito in porta, Mastromarini, Pili e Roccotelli sulla linea di difesa, Torre, Marras, Corona a centrocampo, e poi Pillosi, Bellini, Quagliozzi con la maglia numero 10 e fa la guerra. L'applauso anche qua, c'è tanta storia, c'è tanta Serie A dei colori rosso-blu. Dall'altra parte ovviamente ancora la nazionale italiana, la mitica nazionale dei ragazzi guariti dalla leucemia, ma non solo, perché al suo interno ci sono anche tanti donatori di midollo e tanti volontari. Noi, come abbiamo fatto in precedenza, guadagniamo nuovamente il terreno di gioco, così andremo a raccogliere le impressioni, la resistenza, i polmoni di questi ragazzi che giocano qua sul prato del Circillai. Un piccolo spot e poi torniamo in diretta. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. E allora siamo tornati in diretta come promesso per questa seconda sfida del triangolare tra il Cagliari e la formazione della Mitica. Saranno 35 minuti intensi per le due formazioni. Mitica che ha già giocato in precedenza, risultato finale 2-1, ricordo, per la formazione degli amici di Miki. Intanto io sono alle spalle del portiere della nazionale italiana, ricordo ancora una volta Alberto Zenga, fratello del più noto Walter, ci ha raccontato in precedenza dell'apertura della scuola dei portieri in quel di Milano, dove alla Maccalesi, Milano Linate, dove Zenga proprio iniziò a calciare, o meglio parare, i primi tiri in porta. 0-0 ovviamente il risultato, lo vediamo, recupito, pallone tra i piedi, allora si riparte ancora dalla difesa del Cagliari, qua incespica per poco il numero 1 del Cagliari, un po' di pressione da parte della nazionale italiana, se lo vedete con la maglia numero 8, Bellini, toccò a far girare tanta curiosità anche per vedere come si gestiscono questi giovanotti over 70, alcuni di questi. Ancora Bellini, pallone tra i piedi, alza la testa, prova ad appoggiare, lo fa molto bene, rasoterra al compagno di squadra, ci sarebbe forse anche il capovolgimento di fronte, non se ne ravvede, però il numero 9 fa la guerra e allora pallone che viene prontamente recuperato dalla formazione della nazionale italiana, che prova a ripartire. Lancio lungo, ma c'è l'offside. Lancio lungo da parte di Penza, che pesca però il compagno in fuorigioco. Allora è il Cagliari che riparte, ma c'è la pressione ancora della nazionale, non ci sta la formazione rossoblu che riparte ancora con Bellini, l'appoggio verso fa la guerra, ma siamo nuovamente dall'altra parte del campo, questo pallone è messo in mezzo e c'è la grande parata di Recupito che si distende anche prontamente a terra. E dunque andiamo a registrare questa prima occasione per la formazione della nazionale italiana, pronto a ripartire ancora con fa la guerra e poi l'appoggio per il Cagliari. Ora lo vedete qua Gliozzi in possesso di palla, Bellini che continua a fare parecchia presenza a centrocampo, pallone viene messo in mezzo. Ovviamente andremo a catturare le impressioni dei colori rosso-blu una volta che questi usciranno dal terreno di gioco. Appoggio difettoso da parte di Bellini, gesto di stizza anche da parte del numero 8 rosso-blu, insomma.
prova a disegnare calcio anche il Cagliari, lo fa con tocchi brevi, ovviamente c'è da gestire tanta energia, ricordo ancora una volta diversi elementi over 70 in questo gruppo che ha fatto la storia a cavallo tra gli ultimi anni 70 e i primi anni 80, 74, 82 mi sembra di quindi gli anni certamente dove erano altissime le attenzioni, non ugualmente agevole rimanere a quei livelli. Cagliari però che ci è riuscito per lunghi tratti. Quagliozzi, pallone per fare la guerra che però non riesce a controllare. Bellini intanto ancora, o meglio forse non era Bellini ma era il numero 4, un po' ingannato, attenzione intanto alla rete del numero 9, dovrebbe essere Fai la guerra, che mette col colpo sotto, appoggia e dunque trova il vantaggio. L'1-0 dunque per la formazione Cagliari quando sono passati 5 o 6 minuti di gioco. Fa la guerra è uno dei giocatori più giovani presenti qui in campo. Attaccante classe 1971, quindi stiamo parlando di 51 anni compiuti. Giocò a Fa la guerra nel 1993 in Coppa Italia con i rossoblu, successivamente poi in quella stagione venne girato all'Olbia, intanto a terra un giocatore della nazionale. Tanto bello gioco a tre con Quagliozzi, ora pallone tra i piedi di Bellini che cade a terra, non sembra niente di grave. Cantona! Recupera ancora il Cagliari, lo fa ancora con
Bellini, adesso pallone tra i piedi, che chiede poi di ripartire ai suoi. Continua a disegnare molto bene calcio il Cagliari, il pallone avete visto prima ancora tra i piedi di Falaguerra, che ricordiamo è colui che ha messo a segno il gol del vantaggio. Bellini, l'appoggio per Quagliozzi, prova ad gli avversari, si gestisce anche in questo caso il numero 10 del Cagliari, nonché capitano della formazione delle vecchie glorie. Questo pallone adesso finisce fuori e allora ancora con Falaguerra che cade a terra. Quagliozzi che posiziona il pallone sul terreno di gioco, subito il calcio di punizione, ma non era ancora tempo utile per battere questo calcio di punizione. Ancora Quagliozzi sul pallone, ancora il rasoterra, pallone di ritorno e poi arriva, ma è la richiesta dello scatto a Roccotelli, che rinuncia ovviamente a questa discesa in profondità per provare a recuperare il pallone. C'è la discesa qua da parte della nazionale che prova a mettere in mezzo, pallone che viene toccato per ultimo dal portiere Recupito e dunque sarà calcio d'angolo per la formazione della nazionale italiana. Intanto scende un po' quel piacevole sole qua al Circilai di Barisardo. E allora la splendida serata, iniziata con una splendida giornata anche dal punto di vista meteorologico. Attenzione, ancora una parata di Recupito che si distende per 2 volte dunque. Salva i rossoblù al momento il numero 1 del Cagliari. Anche altra parata plastica, in tuffo alla sua sinistra. Niente da fare dunque per la nazionale, che però potrà usufruire ancora di un calcio d'angolo. E anche in questo caso avete visto Recupito era comunque sul palo lontano. Ottimo atletismo da parte del numero 1 del Cagliari. E ancora la parata di Recupito, prova a spingere ancora la formazione della nazionale italiana. Tanto nessun cambio da una parte e dall'altra, ricordo saranno un tempo da 35 minuti. Suggerimento da parte di Falaguerra
non riesce però a accontentare l'attaccante, il centrocampista del Cagliari. Era Pillosu, essere stato chiamato al colpo sotto, all'imbucata per fare la guerra, aveva però capito tutto l'avversario in maglia bianco-azzurra. Ancora Cagliari però con Rocotelli, pallone di ritorno ancora per il compagno di reparto, qua un po' rischioso questo pallone per Bellini che viene comunque a gestire il controllo. Ottimo ancora il controllo da parte dei giocatori del Cagliari, ottima la trama ancora sulla sinistra per Rocotelli che non ha fretta e chiama ancora la propria difesa, fa la guerra, bel colpo e cambio di passo, dimostra di avere ovviamente ancora un'età in grado di garantire un bell'uno contro uno, fa la guerra. Quagliozzi adesso, pallone tra i piedi, alza la testa, l'appoggio ancora per Quagliozzi, la bella discesa qua a favore del numero 18, pallone che però finisce fuori oltre la linea laterale. Bel suggerimento da parte di Quagliozzi, pallone che viene messo in mezzo per Pillosu. Il controllo però da parte dei difensori avversari. Bell'1-2, discesa ancora della nazionale italiana. Ricordo, nazionale italiana, ragazzi guariti dalla leucemia, presente qui oggi al Circilai di Barissardo per questa 7ª edizione del Memorial Miki Ibba. Tutto regolare, gran controllo ancora da parte, mi è sembrato, di Rocotelli. Tanto Quagliozzi chiede un pizzico di attenzione, di meno vigore agonistico. Se ne Pillosu, uno contro uno di Pillosu, prova a alzare la testa, tenta il dribbling e va via addirittura bene all'avversario, poi però prova a mettere in mezzo Bellini. Tutto abbastanza facile per la formazione della nazionale italiana. Attenzione adesso questo capovolgimento di fronte per i ragazzi in maglia bianco-azzurra e il tentativo da lunga distanza da parte del numero 22. Si è trattato di Marco Filipponi. Fa la guerra, prova l'appoggio ma non trova il compagno di squadra. Per favore spostatela subito, grazie. Pallone messo in mezzo, trova il compagno, arriva alla rete dell'1-1, tutto regolare secondo il direttore di gara, bravo nell'appoggio rasoterra in mezzo al campo di Nicolas Luccon, che dunque appoggia col suo destro. Tutto da rifare, risultato dunque che cambia al Circillai, 1-1 il risultato.
Perché sei uscito? Perché sei uscito te? Allora, si riparte dall'1-1, raggiungo di nuovo Capitano, insomma l'avete riagguantata facendo leva sulla maggiore corsa? Ma no, facendo leva che queste partite secondo me ci sono, come dicevo prima, sono tutti vincitori, però chiaramente nessuno vuole perdere e va bene così. Poi in fin dei conti ragazzi stiamo giocando contro il Cagliari, qualsiasi categoria sia è sempre il Cagliari, no? È un onore per noi giocare contro certe persone, complimenti per chi riesce a farle venire. Sì, in effetti è quel Cagliari che ebbe uno dei compiti più complessi, quello di, una volta conquistato lo scudetto tra il 74 e l'80, insomma riuscire a stare a quei livelli lì una volta risolto il clamore, ma sotto i riflettori. Tante figure importanti. Vi capita in giro per l'Italia di agganciare o di incontrare altre stelle di grandi blasoni? Ma sì, noi sì, ci capita, poi per ciò che portiamo in giro come messaggio ci capita di incontrare ancora gente magari in attività, gente che ha smesso da poco, sono tutte persone che per noi che siamo abituati a giocare nei campetti, nessuno di noi ha giocato in categorie chissà che cosa, a parte qualcuno. Per noi deve essere solo e esclusivamente un onore poter giocare contro qualsiasi squadra che gioca contro di noi, perché vuol dire che crede in un progetto di solidarietà, che è la cosa più importante. Poi qualsiasi sia il nome va bene il VIP, ma io sono convinto che sono più belle le persone normali, perché sono loro che riempiono gli spalti e ti danno la possibilità davvero di farti conoscere. Hanno chiesto di giocare 35 minuti e non 45. Sì, no, ma più che altro se sono stati miei io non lo so perché no. Però va benissimo, come ripeto, è il messaggio che deve passare. Vorrei essere ancora in campo, però ahimè non riesco, non per questioni di fiato che cosa, ma io ho appena subito un intervento al cuore, sì, non dicevo niente, ho appena subito un intervento al cuore, mi hanno appena dato l'ok per tornare a fare qualcosa e piano piano si riprende, infatti vede la mia forma fisica. Tu sei un classe? Io sono 69, 53 anni e... Pochi, ci vuole. No, ma infatti non credo che la carta d'identità parla da solo. Però quando hai lo spirito di poter dare ancora qualcosa è meraviglioso. Io, come ripeto, ho fatto in giugno un intervento al cuore aperto, mi hanno cambiato una valvola dell'aorta, è stata dura, però siamo ancora qui a raccontarlo. No, con grande spirito, insomma, lo percepiamo e ti facciamo ovviamente i complimenti, è un grande in bocca al lupo. Intanto siamo quasi a conclusione di questi secondi 35 minuti, poi ci sarà l'ultima parte del triangolare, ultima parte che con tutta probabilità non racconteremo, dedicandoci poi più a tardi invece a quelle che sono le premiazioni. Tutta questa serata poi la potete rivedere sui canali di Directa Sport, magari potete anche voi condividere sulla pagina e ovviamente anche poi sui nostri canali, sul canale YouTube, insomma, dove rimarrà stabilmente, dove oramai sarà possibile anche rigodere di questo pomeriggio in alta definizione su Smart TV e Full HD. Ormai insomma questa è televisione a tutti gli effetti. Viste come si arrabbia, cioè fa tanto il gamma, sentite, fuori gioco. Io vedo quello che vedo. Mister, il 2-1 della gara precedente non l'avete digerito? Ora? No, purtroppo no, perché tra l'altro non è stata una gran bella esibizione dell'arbitro, né? Non ci è piaciuto. Sul golf era fallo nostro, gli è andato a loro, però non è quello, niente. Quello sì. Questo è calcio, se non fosse così non avrebbe il suo perché. Credetemi che nessuno vuole perdere, cioè io non credo alle partite di beneficenza, nel senso no, di beneficenza sì,
ma non credo nelle persone che vengono qua per venire giusto per giocare, perché se non c'è anche un po' di spirito le cose vanno... Eccolo, se sei calciatore dentro, nell'animo, in assoluto, credo che è davvero sportivo anche, no? È anche giusto nella vera essenza dello sport. Qua invece come sta andando? Bene, e li vedo molto meglio che la partita di prima. Stanno giocando bene, abbiamo già sbagliato 2 o 3 gol proprio davanti al portiere, però va benissimo, basta. L'importante è che non si facciano male. Già uno è uscito che ha una contrattura. Capita. E ci sta anche questo. Ricordo anche che voi domattina sarete impegnati nella visita al microcitemico di Cagliari, se non sbaglio intorno alle 10:30, dove ci sarà l'incontro con i bambini, con le famiglie, con lo staff medico, insomma, a dare, semmai ce ne fosse certamente ancora bisogno dopo quello che già avete fatto in questi 2 giorni. Sempre. È un coso che dobbiamo fare perché dobbiamo dare proprio quel contributo lì, che bisogna sempre spingere la gente a fare sempre di più. Quello è quello il nostro spirito, è quello. Donate, tra l'altro possibilità di donare anche il 5 per 1000 alla nazionale italiana La Mitica. Lo trovate ovviamente tutte le indicazioni sui canali social, sulla pagina Facebook della nazionale ragazzi guariti dalla leucemia. Lì in sede di dichiarazione dei redditi è facilissimo inserire il codice fiscale della nazionale per dare sostegno ancora di più a questi appuntamenti, a queste manifestazioni. Intanto ancora un tentativo di imbucata da parte del Cagliari con Falaguerra che recupera questo pallone, sfrutta tutta la propria fisicità, viene fischiato un fuorigioco che non viene considerato ininfluente. Sì, no, perché l'aveva lasciato all'altro che arrivava, no? Non doveva fischiare, questa qua non doveva fischiare, però lui ha fischiato prima che prendesse la palla l'altro, quello. Oh, capita. Capita in tutte le gare, in tutte le categorie. Tra i più mobili Falaguerra in questo Cagliari. Attenzione adesso a questo pallone, ha provato a piazzarla il numero 17 del Cagliari, non è stato fortunato, meglio il pallone, l'azione gioco si è fermata in precedenza. Tanto si accendono anche i fari al Circillai di Barissardo. 30 dicembre saremo su alcuni raccontarvi il turno del massimo campionato regionale, campionato che non conosce soste anche durante queste vacanze natalizie. Si gioca domani, si gioca nuovamente anche il 5, intanto Falaguerra in una bella giocata, continua a dimostrare grandissima mobilità e anche grandissimi polmoni. Dicevo, turno che si gioca domani, vi racconteremo la sfida tra Villa Cidrese e Arbus, vi racconteremo anche la sfida tra Taros e Porto Rotondo e poi insomma siamo in fase di chiusura anche, vediamo se poi alla fine inseriremo in palinsesto e il Budoni, in caso almeno le prime 2 gare saranno raccontate. Un campionato di eccellenza che è protagonista di un gran bel testa a testa tra il Sassari Calcio Latte Dolce di Mauro Giorico e il Budoni di mister Raffaele Cerbone. Campionato di eccellenza che poi avrà una ulteriore appendice il 5 gennaio per poi giocare la terza gara in 8 giorni, l'8 gennaio. Ancora con un ulteriore turno di campionato. Poi sarà ovviamente anche la volta della Serie D, sempre l'8 gennaio, da lì un po' lo sport dal 2014 a sport. Raccontiamo ad oggi 39 discipline sportive con una media di 15 eventi ad ogni weekend, raccontati in diretta sui canali social
dei club per quanto concerne l'aspetto calcistico, in piena diciamo, rispetto delle normative federali in termini di produzione di rete streaming, come detto, sui canali dei club, ma ovviamente anche tanto basket, tanto volley, tanto combat da sempre protagonista sui nostri canali, grazie al nostro partner Steve Sport, che da sempre ha creduto in questo progetto. Vi do anche due numeri su quella che è la nostra realtà. Pensate, abbiamo una copertura organica di circa 350.000 persone mensilmente sui nostri canali, che inciampano un po' sulle nostre produzioni. In pratica un quarto, un quinto dei sardi racconta o meglio inciampa sulle nostre produzioni, e quando andiamo in diretta raggiungiamo tra le 40 e le 45.000 persone che ricevono la notifica della diretta. Ovviamente non tutti guarderanno tutti, ma certamente abbiamo dentro di noi l'orgoglio di sapere di essere vicini a tutto l'esercito dei dilettanti italiani. Ne approfitto ovviamente anche per ricordare che quanti volessero diventare partner di Directa Sport, le nostre proposte le trovate ovviamente sui nostri canali social, sul sito directasport.it, altra bella vetrina che raccoglie quasi 3.000 accessi nel weekend, per dare, ancora una volta lo dico, dare sostegno allo sport dilettantistico, ma anche avere un veicolo eccezionale di promozione del proprio brand, non soltanto qualora questo fosse interessato a raggiungere tanti appassionati all'interno dell'isola, ma anche e soprattutto fuori dall'isola. Ricordo che produciamo da tempo anche in Campania e nel Lazio sempre in realtà dello sport dilettantistico, il vero esercito di sportivi italiani. Questa è Directa Sport, con uno staff di collaboratori. Directa Sport è anche però viva nella sua attività istituzionale, con il nostro centro mini basket che a Cagliari, negli impianti di via Basilicata 18 e 22, raccoglie un centinaio di bambini che svolgono attività motoria integrale mini basket dai 3 fino ai 10 anni, e poi con orgoglio insomma vi invitiamo a rivedere la prima edizione del Directa Sport Panda Christmas Game, una bella 3 giorni di sport e di amicizia, per stare nello stesso tema, che ha radunato oltre 200 bambini dell'Interland cagliaritana. E poi ancora ci sono tanti ingredienti, c'è il campo estivo, ma soprattutto c'è il racconto dello sport dilettantistico a 360 gradi. Qua si continua a giocare con Quagliozzi che non riesce a servire il compagno di squadra, e allora Nazionale che prova ancora a ripartire. Sale l'agonismo, il termometro dell'agonismo che si solleva minuto dopo minuto. Dovremmo essere intanto quasi alla fine. Falaguerra continua a dettare le giocate, scende ancora sulla sinistra, prova la giocata dell'1 contro 1, non riesce ad andare via, spinge invece molto bene, tutto regolare per la nazionale con il giocatore con la maglia numero 9, che è colui che tra l'altro ha servito anche il gol del pareggio. Si tratta di Nicolas Lucon. Con Roccotelli, adesso lo vedete con la maglia numero 3. Quagliozzi, siamo già sulla destra, ancora pallone tra i piedi di Quagliozzi, che prova a cambiare completamente gioco. Dalle parti di Roccotelli c'è la sovrapposizione di Falaguerra, pallone ora tra i piedi di Falaguerra, l'1 contro 1, non riesce però ad andare via, lo blocca il difensore della nazionale italiana, ragazzi guariti da leucemia. Tanto Quagliozzi si lamenta, come ha fatto in precedenza, della eccessiva foga, a suo dire, nella difesa nei suoi confronti, e non c'è dubbio che il numero 10 del Cagliari è uno degli elementi da tenere più a bada in questa sfida.
fiato alla manovra, la formazione della nazionale ragazzi guariti da leucemia. Il pallone viene messo in mezzo, forse avrebbe anche potuto servire il numero 8 Matteo Santoro, il compagno di squadra invece sceglie di giocare sulla sinistra. Ancora Cagliari. Attenzione alla discesa di Falaguerra, prova a rientrare, ben ostacolato, al limite anche forse del regolamento. Dovremmo essere alle tutte conclusive. E allora si chiude così questo secondo triangolare. Strette di mano tra i giocatori del calcio della nazionale la battuta Quagliozzi, come è andata? Insomma, avete visto che avete creato gioco, creato calcio dall'inizio alla fine. Come siamo da quella parte, intanto ci mettiamo fuori di casa, siamo in diretta streaming. Come è andata? Ma direi abbastanza bene, dai, abbiamo pareggiato a questa età, 70 anni è una bella cosa, si fatica troppo adesso, era meglio prima a 20 anni. Non ci sta a perdere mai nessuno quando si entra su questo terreno? No, vabbè, perdere no, non ci sta, però l'interessante è divertirsi e poi fatta una cosa benefica fa piacere sempre, no? A parte ci fa sentire anche giovani a noi, calcando ancora i campi da calcio, direi che è molto bello. Dare complimenti veramente a Roberto Ibba che ha organizzato una bella cosa e speriamo ancora di rifarla il prossimo anno. Donare vita, un messaggio ai più giovani, che forse alcuni dicono hanno meno sensibilità, altri dicono invece. Le tue sensazioni quali sono? Che i giovani di oggi come sono? Ma i giovani di oggi c'è più telefonini, più cosa che da noi non c'era praticamente. Da noi c'era il campo da calcio, il divertimento era il campo da calcio. Si usciva dalla scuola e si andava a giocare a calcio. Adesso ci sono molti svaghi e purtroppo i giovani, molti non riescono a fare neanche sacrifici, cose che dovrebbero fare, perché nel calcio non ti regala niente nessuno. Chi dice è fortuna, la fortuna bisogna anche crearsela, perciò quando ci metti passione, determinazione riesci, e poi se riesci ad andare in Serie A ben venga, ma se no anche le altre categorie fa sempre piacere giocare. Grazie Roberto, so che avete un altro triangolare, altri 35 minuti e quindi complimenti. Grazie davvero anche a Roberto Quagliozzi, vediamo se riusciamo a recuperare qualche altro protagonista. Sì, assolutamente sì, se riusciamo ad avere Bellini non sarebbe male, ricordo altra bandiera di quegli anni storici, no? 76-82, Giuseppe Bellini, che saluto, che ringrazio, siamo in diretta streaming, complimenti, intanto ne parlavo con Roberto Quagliozzi, ma insomma a centrocampo quel perno c'era sempre e si vedeva dall'inizio alla fine. Adesso abbiamo qualche pecca, piccola lacuna, soprattutto nella corsa, ormai giochiamo più di posizione che di altro, però facciamo queste partite sempre perché c'è sempre un motivo dietro, noi siamo sempre consapevoli dei problemi degli altri, quando possiamo interveniamo in prima persona per queste manifestazioni. Poi quello di Roberto è una cosa che facciamo da anni, abbiamo sempre partecipato e ci teniamo moltissimo. Tema dei più giovani, volevo chiederti un messaggio, se possibile. Si dice non sono molto sensibili, altri dicono invece ma no, non è vero, non è così, certo hanno tanti stimoli, però... Sì, hanno troppi stimoli secondo me adesso, molte cose magari passano in secondo piano,
noi siamo di una vecchia generazione, avevamo poche cose e ci accontentavamo di poco, purtroppo adesso i tempi sono quelli, c'è tutto e di più ed è giusto che anche chi è di questa età qui ne approfitti, soltanto che bisogna farne un uso discreto e bisogna pensare che le cose più importanti non sono quelle frivole e cose, ma ci sono cose più importanti nella vita. Spero che i giovani capiscano questo qui e si mettano come pensiero di lasciare certe piccole frivolezze che non servono a niente nella vita, servono solo per essere belli lì sul momento, però nella vita futura non gli serve molto. Un ultimissimo tema: chi è giovanissimo si sente un supereroe, però donare vita, donare è fondamentale, perché poi il tempo passa per tutti, è importante questo. Sì. Questo è un discorso che bisogna portare avanti sempre, perché c'è sempre qualcuno che ha più bisogno di noi e quando c'è la possibilità di poter fare qualcosa per aiutare gli altri lo dobbiamo fare tranquillamente, perché ci fa sentire meglio anche l'altra persona, bisogna sapere anche che di questi problemi qui ce ne sono tantissimi, speriamo che con l'andare avanti col tempo magari si riescano a trovare cure sempre migliori per certe malattie che purtroppo oggi non c'è nessuna cura, però si spera sempre nella scienza, nella medicina, speriamo che sia così, che la cosa più importante è quella di trovare cure per queste malattie che purtroppo non possiamo fare niente che aspettare la fine. Bisogna essere un po' duri, però è così. Però se riusciste a trovare qualcosa sarebbe la cosa migliore. Grazie allora anche a Pino Bellini, davvero complimenti, perno del centrocampo. Direi che possiamo con tutta probabilità andare a chiudere questa diretta, poi ci incontreremo. Il saluto finale della chiosa di questa diretta poi la faccio con Alberto Zenga, fratello di Walter, presente qui in Sardegna. Ci mettiamo a favore di telecamera, dai, la serata volge bene o male al termine, ci sono altri 35 minuti, ve la siete giocata con tutti, forse non avete digerito quel 2-1 iniziale, qua è venuta fuori un po' di maggior qualità. Effettivamente sì, però quello che allora, parliamoci chiaro, nessuno gli piace perdere, anche se fa partita di beneficenza ci metti un attimino qua l'animo, e poi quando fai qualche sbaglio che è più da pulcini che da calciatori ti arrabbi, però l'importante è il divertimento, e quello che è stato fatto oggi qua è una cosa bellissima per Miki, e automaticamente vedo tanta gente, quando vedo tanta gente vedo persone che stanno bene, per noi è questo il nostro finale. Il finale non sarebbe questo, lo sappiamo già. Il nostro finale è che con quello che noi portiamo in giro, che facciamo vedere, automaticamente vogliamo che riusciamo magari che qualche ragazzo si iscriva a quello che noi vogliamo e basta. Per chi invece ci vuole avvicinare per la prima volta al meraviglioso ruolo del portiere, tu insieme a Walter alla Maccalesi, in quel di Linate a Milano dove tutto iniziò, se vogliamo siete lì pronti a raccogliere i bambini, a partire da quale età, curiosità? Noi qualsiasi età, logicamente vengono bambini di qualsiasi età, vengono anche persone anche grandi che vogliono formarsi su tutto quello che non è la preparazione normale di un portiere, ma è quella che è proprio specifica su quello che il ragazzo viene a chiedere. Io ho un problema sulle uscite alte, io ho un problema sul basso, io ho un problema che non vedo certe cose, e viene da noi e da lì fa questa scuola che lo porta a migliorare il suo aspetto negativo. Vera e propria scuola d'eccellenza del ruolo, uno dei più delicati del mondo del calcio, giusto? D'eccellenza. Fatta lì dove è nato Walter Zenga, perciò automaticamente. Grazie a Walter, grazie ad Alberto, complimenti davvero ancora in giro per l'Italia, nazionale italiana, la mitica Ragazzi Guariti da leucemia. Grazie anche ad Andrea Farris per le immagini e per le parti tecniche. Avete visto, abbiamo raccolto un po' tutte le considerazioni. Chiedo al nostro Andrea Farris di andare a indugiare su questo cerchio finale da parte della nazionale con le parole del mister. Quello vi dico grazie per questi 3 giorni, perché è importante soprattutto quello che facciamo per i bambini, davvero, grazie. Facile giocare, ma persone che vengono così, sapendo di non fare un minuto, poi tutti bravi, però per pagare, sapendo di dover pagare anche l'aperitivo.
E insomma, queste davvero le parole finali che vi lascio, che hanno messo in evidenza il forte senso di squadra e di unità di questa nazionale italiana, la mitica, ragazzi guariti dalla leucemia, ma dico ancora una volta che al suo interno anche semplici donatori o semplici volontari. Ringrazio per le immagini e per la parte tecnica il nostro Andrea Farris, l'appuntamento ovviamente a prossimi eventi targati Directa Sport. Buona serata.